Una nota stampa dell'onorevole Gianfranco Miccichè segna la fine dell'esperienza dell'onorevole Riccardo Gallo afflitto tra i ribelli dell'Ars. Proporrò al presidente Berlusconi i nomi di Basilio Catanoso e di Riccardo Gallo afflitto per affiancarmi nel coordinamento regionale del partito in Sicilia. Scrive così il commissario di Forza Italia, onorevole Gianfranco Miccichè, al termine dell'ufficio politico che si è tenuto ieri a Palermo alla presenza dei quadri dirigenti azzurri. Catanoso e Gallo, continua Miccichè, lavoreranno per strutturare il partito sul territorio siciliano in vista delle imminenti elezioni amministrative. Rientra così la protesta dell'onorevole Riccardo Gallo, deputato regionale di Forza Italia, che all'indomani del voto per le politiche aveva dato vita ai cosiddetti ribelli del gruppo all'Ars, insieme a Tommaso Calderone, Marianna Caronia e Rosanna Cannata. I quattro avevano chiesto l'azzeramento dei vertici del partito. Caronia alla fine ha lasciato il partito e si trova adesso al gruppo misto dell'Ars. Il prossimo appuntamento, l'ufficio di coordinamento regionale di Forza Italia, convocato a Vicari per il 20 e 21 aprile, definirà i componenti del nuovo ufficio politico e la rinnovata struttura di Forza Italia in Sicilia. A margine dell'incontro, ringraziamenti a Francesco Scoma per l'impegno profuso fino a oggi nell'opera di ricostruzione e rilancio del partito in Sicilia e gli auguri del commissario dei vertici azzurri per il prestigioso incarico di segretario d'Aula alla Camera dei Deputati. Ma quali le motivazioni della ribellione dentro Forza Italia a suo tempo? Sicuramente fu causata dalla batosta elettorale, soprattutto per le scelte dei candidati nei collegi uninominali, tutti persi. Ha fatto esplodere la pentola a pressione ed è divenuto pubblico il malcontento verso l'onorevole Miccichè, di cui vennero chieste allora le dimissioni, e successivamente, dopo la composizione del governo Musumeci, anche per la ripartizione delle deleghe assessoriali, alludendo la responsabilità a Miccichè di non avere rispettato i patti fatti durante la campagna elettorale. Ricordiamo che lo stesso Miccichè durante la campagna elettorale promise un assessorato alla provincia di Agrigento, cosa che poi per successivi equilibri politici regionali non fu mantenuta.